Amici bellini, con i 3 punti in tasca è più serena l'analisi della partita, dove dobbiamo essere comunque precisi perché non ci basta. Abbiamo vinto, tutto a posto, dobbiamo sempre vedere bene le cose e spero di farvi vedere qualche screenshot un po' diverso perché il gol di Kvara si è visto in tutte le angolazioni. Cominciamo! Screenshot, le pagelle, un po' di analisi tattica con i movimenti e le posizioni dei calciatori, perché adesso fa banco questa storia di Lindström dove ha giocato ala, andiamolo a vedere. Domenico Abete, benvenuto sul canale, benvenuti a tutti i nuovi iscritti, quelli che magari hanno cliccato su questo video per la prima volta, benvenuti, io sono Valerio Fluido, vi invito ad iscrivervi al canale e a lasciare un bel like, che è una cosa gratuita che mi dà soddisfazione, la mia community straordinaria. Napoli-Verona, ci devono spiegare Napoli-Verona, ce la spieghiamo facile questa volta. Napoli-Verona, una partita dove il Napoli la comincia bene e stavamo 4-3-3, poi finiscono le idee, non lo so se finiscono le energie, perché poi ogni volta si parla sempre di questa storia della preparazione atletica. Adesso si tira in mezzo Mazzocchi per dire: hai visto, c'è una nuova preparazione, la preparazione atletica diversa, lui va al doppio degli avversari. Però non sempre mi trovo, perché se il Napoli fa bene all'inizio, poi scacca nel finale del primo tempo e nell'inizio del secondo tempo e poi va increscendo nel finale, allora sta buona sta squadra fisicamente, perché non è solo Mazzocchi ma anche Kvara ha corso per 95 minuti. Quindi andiamo a vedere bene le cose. Screenshot che mi fa piacere, questa potrebbe essere la copertina, non lo so, io la scelgo sempre dopo la copertina del video. Qua è un Mazzarri che chiede calma, in realtà mi dicono anche che aveva chiesto calma dopo il gol del Verona e stavamo noi tifosi, la calma non ce l'avevamo in quel momento, ma questo è un momento del primo tempo dove Anghissà fa un tunnel proprio a Lobotka, c'è Politano che se ne esce dalla difesa, la passa da Anghissà fa un controllo strano, fa tunnel a Lobotka, recupera la palla il Verona e tira poi fuori, penso fosse Lazovic. Anghissà, una delle croci, molte croci e delizie in questa partita. Ecco perché le pagelle poi dopo potrebbero far discutere e voi sotto nei commenti potete discutere delle pagelle. Ricordiamo sempre che l'ordine degli screenshot è un po' casuale purtroppo per i potenti mezzi. Signori Mazzocchi, visto che molti mi dicono sei troppo duro con Mazzocchi, voglio fare, questo è quasi un video su Mazzocchi e vedrete poi il voto e capirete che io non ho i paraocchi e se il ragazzo ha avuto un grande impatto sulla partita alla fine, perché entra all'interno dei 2 gol, insomma bello aggressivo. Però sull'aggressivo attenzione, perché la vedete questa, guarda la gamba, guarda la gamba, qua Mazzocchi a gamba tesa, perché è tesa sul povero Foloruscio. Questo rischiava un'altra espulsione e poi col cacchio che la recuperavi la partita. Quindi si deve calmare un pochino, non gli chiediamo di essere tecnico come Zuniga sulla sinistra, già è adattato sulla sinistra, non gli chiediamo niente di tutto questo, gli chiediamo di abbassare un attimo il livello dell'energia e dell'entusiasmo, perché poi può essere pericoloso e una volta lo fai col Torino e la partita è andata. Se fosse stata una grande squadra i compagni di Foloruscio avrebbero accerchiato l'arbitro, si sarebbe andati al VAR e attenzione. Quindi nel ringraziare Mazzocchi per il tenerci per la squadra, per dare qualcosa in più dei compagni, calmati Paco, perché altrimenti ci fanno male e visto che Mario Rui è squalificato e toccherà a te una cosa del genere, finiamo in 10 subito, quindi ti devi calmare amico mio. Una piccola tiratina d'orecchie qua a Kvara gliela facciamo, molti stanno dicendo però però è egoista. No, io non sono d'accordo sull'accusarlo di egoismo, anche perché quando tu c'hai i colpi del campione ed è uno dei pochissimi che ha i colpi del campione proprio le stima del fuoriclasse, deve provarci lui, altrimenti se chiedete a Kvara di non provare più a dribblare, non provare più a tirare in porta, rinunciate a penso una trentina di punti in campionato, almeno una decina di vittorie che ti pesca lui dal cilindro. Qua la tirata d'orecchie non è per l'egoismo, è perché avevi già la possibilità del passaggio e con la sua classe
Questo era un passaggio facilissimo sia col destro che col sinistro per Simeone, che stava facendo il movimento giusto. Invece Kvara continuerà la sua corsa e riuscirà poi con un controllo non male a portarselo anche bene col sinistro e riuscire poi a servire Simeone. Non era facile perché gli avevano anche chiuso, quindi fa una cosa buona dopo questo errore. Poi Simeone però si trova la palla un po' troppo sotto, non era facile tirare, Ponti poi era già uscito e vabbè. Però qua una piccola tiratina d'orecchia a Kvara. Qua invece è il gol di Kvara, e in questo momento noi vediamo che Lindstrom è a sinistra di Kvara, che invece si era spostato al centro. Poi vedremo le posizioni medie, perché questa è la fase finale proprio della partita. Mazzarri ha detto che ho spostato poi Lindstrom, qualcuno invece dice che è Kvara che ha scelto di mettersi là e di spostare Lindstrom. Crediamo al mister onestamente, però dire poi in conferenza che Lindstrom funziona di più come esterno sinistro e non come centrale è una mezza bugia, perché non è vero, perché le cose migliori Lindstrom ieri le ha fatte tra le linee. Poi tra le linee tu stai in tutta questa zona del campo, non devi essere fisso, si trova lui la posizione giusta e va benissimo tra le linee. Se lo releghi come vice Kvara, oppure devi spostare fisso Kvara dietro la punta, trova meno spazio, perché poi dobbiamo trovare spazio pure per Traoré, l'ha detto De Laurentiis, dobbiamo capire Traoré. Quindi in questo caso, ma più che la situazione di Lindstrom, io qua voglio sottolineare l'aggressione di Mazzocchi, e io poi quando sottolineo la cosa buona di Mazzocchi e il fatto che una pallata, quando sei poi che devi recuperare, visto che hai un atteggiamento più aggressivo, mica è sempre male. Perché? Perché questa azione che poi porta al gol di Kvara arriva da un lancione di Rrahmani fuori misura per Lindstrom. C'è il colpo di testa, comunque la respinta del giocatore di Verona, supera Lindstrom il pallone e Mazzocchi, che vedete là, va all'aggressione, recupera il pallone e la scarica facile per Kvara. Allora, se tu c'hai un atteggiamento propositivo, puoi fare anche un lancio lungo, anche se non è precisissimo, anche se non parlo su Raspadori che parla perso, però se fai un lancio lungo anche su Simeone o su Osimhen, se tu tieni la pressione alta e difendi in avanti, tu puoi recuperare dei buoni palloni, e anche se l'azione la manovra non è super fluida e non siamo bellissimi da vedere, si può essere efficaci anche così. Dai Mazzarri, un po' di coraggio. Se stiamo tutti schiacciati dietro con le grandi squadre non risolviamo niente. Se invece abbiamo un po' di coraggio, a volte il coraggio della disperazione, vedi che delle cose si possono fare. Mi avevano chiesto qual era lo striscione, che questi vengono inquadrati sempre. In questo caso lo striscione era sempre più forti. Insomma, magari ecco, il papà ha deciso di leave stu cosa a mezzo, perché non è che siamo sempre più forti. In questo momento ci prendiamo quello che di buono ci sta e andiamo avanti, onestamente. Avevate risolto il rebus a chi assomiglia all'arbitro Piccinini, che poi è Piccinini, quindi l'imitatore che invece imitava Piccinini, il telecronista, e l'avete risolto. Andrea Perroni, per me tale quale. Voi sotto nei commenti potete scrivere ma quando mai è diverso. Io ci vedo qualche somiglianza. È comunque molto male l'arbitro, perché il rigore su Kvara è clamoroso, e se l'arbitro dice ho visto io, il VAR deve assolutamente intervenire per dire non hai visto proprio niente, perché c'è la forbice sulle gambe prima che il difensore del Verona prenda pure il pallone alla fine e lo mandi devi assolutamente richiamarlo il VAR e devi dire non hai visto bene, errore, rigore netto, e vai avanti. Oppure se lui non ha detto, non ha comunicato, non ho visto niente, il VAR deve dire e vai a vedere. Purtroppo siamo veramente alla frutta con il VAR. Quindi a Peppe Di Palma di arbitro 5. Signori, 44esimo, perché poi nel primo tempo il Napoli bene per 20 minuti ma poi malino. Al 44esimo, per questo poi ti devi parametrare un pochino con gli avversari. Un'altra squadra con questo contropiede, passaggio in avanti semplicissimo, Foloruncio gol, perché proprio da solo, guardate la distanza incredibile che ci sta con Rrahmani, e invece il passaggio viene fatto all'indietro così per quest'altro, per Lazovic credo che fosse, che poi si impappina. Questa è un'occasione clamorosa per Verona e ne hanno avute parecchie anche nel secondo tempo. Calcio piazzato, questo è proprio Coppola che poi segnerà dopo. Qua Anghissà se lo scorda proprio, non marcano, proprio la marcatura è larghissima. E
il tiro al volo finisce fuori, male. Altra cosa che invece voglio sottolineare bene di Mazzocchi, che se ne va in dribbling, insomma portando avanti il pallone con il destro sulla sinistra e guadagna un buon fallo in attacco con ammonizione dell'avversario. Bene Mazzocchi sotto questo punto di vista, deve stare attento su certe cose, anche in marcatura perché il gol purtroppo è suo, però in avanti è propositivo. Peccato qui il cross di Juan Jesus, il cross, proprio il passaggio rasoterra per il buon movimento di Simeone che va ad impattare, però purtroppo la palla troppo vicino anche al portiere, il portiere para. Si può anche dire che Montipò è stato il migliore forse dei loro. Quando il portiere avversario è il migliore dei loro, io sono di base abbastanza soddisfatto. Poi il Napoli deve far sicuramente meglio sia in difesa che in attacco, però la coperta quest'anno è più corta dell'anno scorso e quindi dobbiamo limitare i danni per quanto sia possibile. Juan Jesus niente male anche in fase di proposizione. Pigliatelo in giro, tanto lui sta tranquillo. Così come per Mazzocchi, parliamo della partita di Lindstrom. Qua siamo a 2 minuti, 3 minuti dopo il suo ingresso in campo. Gli arriva questo pallone, lo controlla male. Heavy touch si dice in inglese, lo controlla male, si fa soffiare il pallone dall'avversario ed è costretto al fallo che poi sarà da ammonizione. Io sono contento del fallo, nel senso che non hai rinunciato e non l'hai lasciato andare poi in porta, quindi bene il fallo, però non aveva cominciato benissimo anche Lindstrom. E qua il colpo di spalla che porta in vantaggio il Verona non si vede, ma l'uomo che viene sovrastato, grande risoluzione, l'uomo che viene sovrastato è proprio Mazzocchi. E vabbè, insomma, l'abbiamo visto più volte fare da Rachmani, fare da Juan Jesus. Sui calci piazzati dobbiamo fare molto meglio e lì c'è poco da chiedere all'allenatore, onestamente. Qua devi chiedere ai giocatori di essere più sul pezzo, più cattivi, più concentrati, più vogliosi e attenti, perché là c'è poco da chiedere alla tattica. Vedi, invece qui vediamo tutto il buono di un giocatore che ha qualità e vede il passaggio, ed è proprio Lindstrom qui. In questo caso lo vedete che è Lindstrom più centrale e Kvare alla sua sinistra, quindi qua trova un bellissimo filtrante in mezzo ai due giocatori del Verona ed è bravo Mazzocchi a dare a suggerirlo il passaggio. Poi Mazzocchi tirerà al volo, pallone mezzo deviato, parata facile di Montipò, parata di Montipò su Lindstrom che aveva parecchia porta davanti a sé, non marcato, non facile perché la palla magari un po' a mezza altezza la dovevi controllare al volo, però proprio dritto per dritto addosso al portiere, non deve fare nessun movimento, Montipò fa giusto così e la para. C'erano varie possibilità, insomma, però è buono. Ecco perché tutto l'hashtag del video è tutto calma, perché non dobbiamo né esaltarci troppo della prestazione dei subentrati così, né buttare tutto a mare, perché ci sono delle cose positive e questa è proprio la stagione in generale, dove bisogna essere super equilibrati nei giudizi per capire per la prossima. Perché se tu già bolli uno, dici no, è scarso, non va bene, e magari fai l'errore decatelare, il famoso errore decatelare, e invece se ti fidi troppo e dici questo qua è un campione, non vi preoccupate, fai un altro errore, fai l'errore per distacco, perché dici questi li possono allenare chiunque. Bisogna programmare bene, bisogna portare gente di campo, gente che conosce il calcio dentro e fuori e che ha più intuizione degli altri, non i foglietti di Transfer Market dove dici questo ha fatto l'ala destra per 23 partite. No, non è così che si vede il calcio. L'azione che porta al gol di Ngonge, e tra l'altro oltre la Lega, oltre ad aver tolto il gol a Ngonge, che è una bastardata senza precedenti, togli anche un assist a Lindstrom di cui lui aveva bisogno tantissimo. Beh, poi loro, secondo me, come soddisfazione personale sentono di aver segnato e di aver fatto un assist. Però sui tabellini che peccato. E sottolineiamo che anche questa volta l'azione la fa partire Juan Jesus. Buono il passaggio per, non so, l'ha già spostato, Mazzocchi, che come vedete può peccare di un pochino di qualità, non ha un piede molto definito, però si butta dentro, partecipa tanto, deve stare attento in difesa, però in fase di costruzione è molto propositivo. Che sto dicendo tutte le cose, calma,
calma. Dopodiché Mazzocchi la darà a Lindstrom, che fa un bel movimento, una bella frenata dove manda a vuoto l'avversario, testa alta, vede Ngonge che arriva, il tiro sarebbe finito fuori, non lo so, dalle regole si è sempre dato il gol all'attaccante con la deviazione, e invece hanno cambiato sta cosa. E anche in questo caso, quando Lindstrom riceve palla da Mazzocchi e serve poi Ngonge, è più trequartista di Kvara, perché lo vedete che sta qua e lo vedete Kvara alla sua sinistra, ma si devono muovere, non vi preoccupate troppo delle situazioni, si devono muovere, i giocatori devono essere in movimento, sono i movimenti senza palla che poi fanno la differenza, la velocità con cui partono i giocatori e quindi può partire un passaggio. Se voi pensate che l'Inter fa solo il 3-5-2 siete completamente matti. Iscrivetevi al canale, fatemi sto piacere. Copertina finale per un portiere che piace, per un portiere che sta sul pezzo, che sta concentrato, che richiama i compagni, una bella cazziata a Ngonge, una bella cazziata a Lindstrom, sta lì, ti dà, secondo me, dà sicurezza al reparto, fa 2 o 3 parate non difficili ma le fa, e quindi un ragionamento sarebbe d'obbligo quando poi Meret tornerà dall'infortunio, decidesse la squadra, onestamente, perché l'allenatore, essendo a tempo determinato, secondo me non ha proprio la forza di prendere una decisione del genere. Secondo me Di Lorenzo, con quei pochi senatori, con Juan Jesus, dovrebbero decidere più o meno come successe con Ospina, volendo avere un po' di memoria. Insomma, in base a tutto questo e tutti i voti che vogliamo dare, l'attacco al momento vedete che il Napoli nel primo tempo fa tutto lui, secondo tempo vedete come il Verona si affaccia effettivamente, poi il Napoli fa qualcosina, il Verona poi arriva al gol ed se lo meritava quasi, era nell'aria, e poi il Napoli reagisce. Alla fine gli XG di SofaScore ci portano 1,29 Napoli, 0,93 Verona, quindi il Verona qualcosina l'aveva fatta, potrebbero anche recriminare. Noi molto più possesso palla, più tiri in porta, poi passaggi superiamo i 600, il che piace, possiamo essere un pochino più precisi onestamente. Palle lunghe un po' troppo, quando arriviamo a quasi 70 palle lunghe non bene, vuol dire che dopo un po' di situazioni non c'erano tante idee per arrivare a superare il muro del Verona. Però ricordiamo che le palle lunghe sono anche i cambi di gioco da una parte all'altra del campo, non solamente la palla lunga sulla punta. Insomma signori, la posizione media, mostriamo le sostituzioni e vediamo Lindstrom, guardate come si trova proprio in mezzo. Essere trequartista e finire poi un pochino più a sinistra, sta lì. Kvara come posizione media, ovviamente anche tutta la sua partita viene considerata, sta più a sinistra e se la fa così, ma Lindstrom sta proprio lì, è proprio il giocatore da 3-4-2-1, in questo caso ha giocato da 2-1 di sinistra, cioè da trequartista di sinistra lo puoi mettere a trequartista di destra come è capitato spesso nell'Eintracht Francoforte, lo puoi mettere tranquillamente a sinistra come capita nella sua nazionale, è secondo me proprio a destra dove fa più difficoltà, perché quello che non ha Lindstrom è il cross, proprio quello che aveva Lozano col suo piede sulla sua fascia. Il cross, se andate a vedere tutte le statistiche, è proprio quello che gli manca, però ha il passaggio filtrante, ha la testa alta, ha il dribbling, ha un bello scatto, ha lo spunto, quindi lo devi mettere in condizione tra le linee di far male agli avversari. Un po' di numeri spiccioli, vedete che 92% per Juan Jesus e per Rachmani come precisione dei passaggi, e il finale di partita di Lobotka lo porta sotto il 90%, per la prima volta va all'87%, quindi anche lui avrebbe bisogno un po' di rifiatare, sta facendo il mediano, il regista, la mezzala, il box to box, sta facendo troppe cose, e vedete che si abbassa la percentuale di precisione dei passaggi anche di Anghissà. Andiamo a vedere Cajuste, 90%, molti meno palloni toccati, e vedete la precisione nei passaggi di Mazzocchi non eccezionale, anche Lindstrom 8 su 10, 80%, insomma questa è la situazione dei passaggi. Come tocchi ovviamente spiccano i due centrali, doveva fare qualcosina in più di Lorenzo, Mario Rui se li deve dividere ovviamente con Mazzocchi, quindi arriviamo più o meno a 100 tocchi. Ovviamente per SofaScore il migliore è Kvicha Kvaratskhelia, a seguire c'è Juan Jesus, poi Mario Rui, perché con i cross
aveva creato dei presupposti anche con Simeone e palle lunghe un po' più precise, poi a seguire Rachmani, Mazzocchi, Lindstrom eccetera. In base a tutto questo i miei voti sono questi e venitemeli a contestare. A Gollini do 6,5 per tutto quello che abbiamo già detto, Di Lorenzo 6. Hanno preso Mazzocchi, il vice Di Lorenzo, che farà riposare Di Lorenzo. Falsità, balle. Mazzocchi gioca insieme a Di Lorenzo e Di Lorenzo non può riposarsi mai. È una richiesta di Giuffrida? Non lo so se è così o se gli allenatori non riescono proprio a rinunciare. Siamo alle solite, lo chiedevamo addirittura a Spalletti, figurati se non possiamo chiederlo a Mazzarri. Di Lorenzo non portarlo, perché poi è già capitato quest'anno, non portarlo all'esaurimento nervoso che deve fare il capitano, il terzino, il senatore, la mezzala, deve andare in avanti, deve fare tutto lui, arriva poi la partita di poca brillantezza, prendiamo il gol dal lato suo ed è un peccato. Quindi lì col ritorno, non lo chiediamo adesso, ma con il ritorno di Oliveira, quando puoi far alternare anche Mario Oliveira, dai qualche chance a Mazzocchi a destra con le partite più piccole, altrimenti non ci prendete in giro. Do 6 a Rachmani, do 6,5 a Juan Jesus, che oltre le cose che vi ho fatto vedere ha fatto una partita in difesa molto attenta. Do 5,5 a Mario Rui, purtroppo non la prestazione che ci aspettiamo da Mario Rui, di qualità, di aiuto a Kvara. Nel primo tempo benino, poi arriva il fallo nel secondo tempo dove si fa saltare Netto, doveva spendere il giallo, lo ha speso, lo apprezzo, però 5,5 Mario Rui. Aranghissato 5, è troppo discontinuo all'interno della partita, fa delle cose dove dici ok, palla in cassaforte quando la deve Anghissà, e altre volte sembra proprio scomparire dal campo, dall'azione. Ed è veramente sarebbe il caso di mettere Cajuste al suo posto, che non è una cima ma che è un onesto gregario che ti dà la continuità in campo. Non ti aspettare il passaggio illuminante da Cajuste, però ti può dare quella continuità di legna da fare, e dovresti trovare un'altra soluzione al posto di Anghissà, perché lo devi mettere in panchina. Anghissà lo devi mettere in panchina per punizione, perché gli devi dire ti fai la panchina finché la prossima non mi fai una partita tutta intera al tuo livello. Ma chi ci metti al posto suo? Se giochi a 2 allora puoi fare Lobotka Cajuste, puoi fare Lobotka Dendonker magari. Se gioca a te deve giocare per forza, ma anche questo non avverrà. A Lobotka 6, bene per gran parte della gara, ma anche lui incalando, quindi anche lui avrebbe bisogno di rifiatare e non può rifiatare assolutamente. Politano 5,5, fa qualcosina ma non, anche lui sembra stia facendo un pochino la fine di Zielinski, no? Hanno cominciato entrambi molto bene, la preparazione sbagliata. Intanto Politano e Zielinski stavano andando a 1000 a inizio, poi sono andati a scendere. Sempre la stessa preparazione hanno fatto, quindi questa storia fisica non mi convince. Non benissimo, nonostante il rinnovo eccetera, il più pagato della rosa dell'anno prossimo. Ecco perché De Laurentiis, il rinnovo a Kvara avresti dovuto farlo quest'anno e non dopo, perché dopo ogni volta che questo fa un gol così il valore sale, e poi questa è la vision, questo è l'essere, guardare avanti, essere visionari. Non prenderli in giro i tuoi giocatori, non prendere in giro i tifosi con i foglietti. Guarda, capisci che hai un fuoriclasse e che te lo devi tenere buono, non aspettare che fa un Eurogol, perché Aume che deve fare? Deve prendere meno di Politano, Kvara e Yam. È questa la vision che manca. Simeone 5,5, corre tantissimo, si sbatte, ha pochi palloni utili nel primo tempo, nel secondo tempo qualcosina poteva farla ma non è stata la sua partita, e a Kvara onestamente il pallone va a lui. 7,5, perché oltre al gol bellissimo, una perla che ci dà 3 punti, è l'unico che creava dei pericoli anche nel primo tempo, il tiro di sinistro, il tiro al volo di destro, nel secondo tempo anche dribbling e tiro di sinistro, insomma pericolo pubblico. E capire qual è poi la zolla ideale quando hai Lindstrom vicino, averli tutti e due in campo, talento, è un plus per il Napoli che non possiamo permetterci di non avere. Al 52esimo esce Mario Rui ed entra Mazzocchi, ovviamente non cambia nulla perché abbiamo la stessa situazione da terzino sinistro con Mazzocchi. Al 62esimo entrano Lindstrom e Ngon al posto di Cajuste e di Politano. Lindstrom lo mettiamo là, Goncio lo mettiamo nella zona di Politano tranquillamente. Ovviamente
quello che sembrava dalla TV, qualcuno che è stato allo stadio può dirmi di più, si comincia così, quindi con un Lindstrom che va davanti, il triangolo, il famoso triangolo che ci ha insegnato Spalletti, il triangolo del centrocampo con Lindstrom un po' più avanti. Dopodiché con grande libertà e con intelligenza Kvara può finire qua, Lindstrom può finire qua. Niente, non è, it's not rocket science, non è ingegneria aerospaziale, si può fare tranquillamente all'interno di una partita. E poi entrerà Den Donker al posto di Lobotka, pochi minuti senza fare niente, come Raspadori al posto di Simeone. Quindi io voglio dare 6,5 a Mazzocchi, vedete, nonostante il gol sia insomma, poteva fare qualcosa di più sul gol subito, attenzione a quel fallo che poteva farti espellere di nuovo, però premio quello che hai fatto di propositivo in avanti, che ci ha portato ai 2 gol fatti, come voglio premiare con un 6,5 anche Lindstrom e anche Ngonge. Sono stati defraudati della gioia da tabellino di un assist e di un gol, che però sono stati importantissimi per il Napoli vero? Napoli. Insomma, dalla Serie A Eni, perché mi fanno sapere gli amici abbonati, è tutto, perché cambia il nome della Serie A, bruttissima questa cosa. Io poi sono tradizionalista, per me la Serie A non è mai stata la Serie A team, onestamente, però interessa poco, e tifiamo tantissimo per il Cagliari, perché la classifica, domani un recap, ecco, lasciate i like finali e domani cerchiamo di far arrivare un recap di tutta la Serie A per capire le nostre competitor come si stanno muovendo. L'Inter ha messo una bella pietra sul campionato e sarà più interessante probabilmente la lotta per il quarto posto che altro. Ovviamente un occhio poi anche alle potenziali retrocesse, perché lì fanno la lotta a chi gioca peggio. Da New York, Valerio Fluto è tutto, il video è un po' lungo, vi arriva in ritardo, ma io cerco sempre qualcosina che non abbiate già visto in giro nelle trasmissioni, dove urlo, ma perché urlate? Non urlate, calma, l'hashtag sotto nei commenti, calma, l'analisi con tutta la calma possibile, non sono dei robot, non sono dei fuoriclasse, calma, un percorso un po' meno entusiasmante forse dell'anno scorso, sempre un percorso è. Lasciare di una vita